progetto, io sono uno dei due curatori, l'altro è Stefano Reboli, è nato partendo dall'anniversario della Dichiarazione dei diritti umani che è del 2018, però partendo da questo anniversario abbiamo voluto, come dire, ci siamo posti il problema: quanti conoscono la Dichiarazione universale dei diritti umani, è ancora conosciuta e diffusa, e allora ci è venuta questa idea, forse un po' bizzarra, di chiedere a 17 progettisti e progettiste grafici di lasciarsi ispirare dalla dichiarazione e di disegnare un poster 70-100 che poi sarebbe stato affisso per le vie di Bergamo. Proviamo a fare una campagna vecchio stile di affissioni e vediamo cosa succede, se colpisce la città. E dobbiamo dire di sì, che effettivamente è risuonata in città. Una delle paure iniziali rispetto a una campagna del genere era che arrivassero dei lavori molto più di denuncia e legati al contemporaneo, perché sappiamo che la dichiarazione c'è, però se si guarda la situazione politica internazionale è praticamente disattesa, sia in paesi democratici che in paesi non democratici. La risposta è stata molto varia, perché si è passati da livelli molto astratti, cioè di astrattismo di lavori grafici, a lavori tipografici, vengono in mente alcuni lavori, a lavori più figurativi, con volti, persone, o lavori testuali che erano sia tipografici o di denuncia legate al contemporaneo, ma in maniera molto raffinata e molto, come dire, non banale. Parto da un aneddoto, che poi non è tanto un aneddoto, che una delle reazioni che mi è piaciuta è stato in un quartiere a Bergamo, periferico, un quartiere tra l'altro non di periferia, di bassa periferia, quindi con problematica, ma un quartiere anche abbastanza borghese, per usare una vecchia classificazione, in cui i manifesti sono stati strappati. E quindi è vero che può dar fastidio, dici abbiamo speso soldi, energie per fare la campagna, il manifesto è strappato, ma il fatto che fosse strappato vuol dire che qualcuno si è accorto di sto manifesto, a prescindere da chi l'abbia strappato, e quelli che sono stati strappati probabilmente hanno dato fastidio. Mentre in altri casi, siccome poi quando abbiamo lanciato la mostra a Bergamo è stata tutta raccolta in un museo di arte contemporanea, in una delle sale di questo museo che è il Bernareggi, è stato interessante notare che le persone venivano non per la pubblicità, ma perché vedevano i manifesti appesi, affissi per le strade di Bergamo, ed è stato molto interessante notare che quindi, nonostante tutto quello che si dica, il manifesto alla fine in alcune vie colpisce ancora, cioè attira lo sguardo delle persone.